in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini. Oggi parleremo di agricoltura multifunzionale e di agriturismo. Andremo a scoprire qual è stata l'evoluzione di questo tipo di impresa negli ultimi anni, quali sono le eventuali difficoltà a livello gestionale e quali gli incentivi messi in campo dalle istituzioni. Ma parleremo di tanti altri argomenti, parleremo infatti anche del parmigiano reggiano, in particolare del nuovo disciplinare che è entrato in vigore lo scorso settembre, e parleremo del rapporto tra donne e agricoltura. Vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo qui oggi Marco Boschetti, direttore del Consorzio Agrituristico Mantovano, e Giacomo Pedretti dell'agriturismo Cascinas Guazzarina di Castel Goffredo. Grazie a tutti e due per essere qui. Bene, partiamo subito dal nostro servizio di copertina, come di consueto. È l'evoluzione dell'agricoltura tradizionale, così come ci è stata tramandata dai nostri nonni. Stiamo parlando dell'agricoltura multifunzionale, ovvero di quelle attività di stampo agricolo in grado di produrre non solo materie prime, ma anche beni e servizi pubblici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. C'era una volta l'azienda agricola, quella che aveva come punto nevralgico l'Aia, la corte, dove il trascorrere delle stagioni era scandito dal lavoro della terra, a volte generosa, a volte no. Un microcosmo quasi indipendente che si autoalimentava da solo, forte delle sue tradizioni. Oggi quel mondo resta a retaggio del passato. Il contadino si è evoluto trasformandosi in imprenditore e con lui si è evoluto anche il modo di lavorare in campagna, fonte di materie prime, ma ora capace anche di offrire nuove occasioni di reddito. La multifunzionalità, intesa come produzione di beni ma anche di servizi, rappresenta una delle chiavi strategiche di valorizzazione e sviluppo del settore primario. La sua diffusione in Italia prende il via dall'emanazione del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001, che in attuazione della legge di orientamento fornisce una nuova configurazione all'impresa, ampliando il ventaglio delle attività definite agricole. In poche parole, l'azienda, pur restando ancorata al settore agricolo, può svolgere attività che sconfinano ad esempio nel settore terziario oppure nel sociale, può dunque produrre beni pubblici. Questa nuova accezione del lavoro in campagna rappresenta senza dubbio una opportunità economica per le imprese che, a seconda delle disponibilità, propongono turismo rurale ed equestre, acquisto di prodotti tipici nell'azienda agricola, pernottamento e consumo di pasti, attività didattiche e culturali. In questo contesto le aziende agricole sono chiamate però anche a nuove responsabilità di fronte alla società. Alla domanda di alimenti si aggiungono nuove aspettative, l'occupazione, la tipicità, la protezione dell'ambiente, un equilibrato sviluppo territoriale. Insomma, la multifunzionalità viene vista oggi dal settore agricolo come un'opportunità economica per le aziende. Resta da capire in concreto quali sono i vantaggi per le imprese mantovane. Allora, Boschetti, scattiamo se possibile una fotografia della presenza degli agriturismi nel Mantovano. Riusciamo a dire quanti sono e quali sono le tipologie che si sono affermate negli ultimi anni? Sì, diciamo che in questi 25 anni il settore agrituristico si è sviluppato notevolmente, è diventato
una delle realtà più diversificate, un punto di riferimento anche per tutto il paese, perché qui abbiamo realizzato esperienze molto significative e importanti. Attualmente noi abbiamo circa 220 aziende agrituristiche con 2.500 posti letto in alloggio, camere e alloggi, e circa 6.000 posti pasto. Quindi una realtà molto importante che, se la uniamo ad altre forme di ospitalità extra alberghiero, comporta circa più del 50% della capacità ricettiva della nostra provincia. L'agriturismo mantovano, dicevamo prima, si è notevolmente diversificato, per cui oltre alle attività tradizionali del ristoro, dell'alloggio, abbiamo fattorie didattiche, fattorie sociali, fattorie per escursionisti, per amanti della bicicletta, per chi vuole andare a cavallo, fattorie aperte dedicate in modo particolare per quanto riguarda le famiglie, aziende poi specializzate nella cura e nel benessere anche per quanto riguarda i cittadini, e poi abbiamo delle aziende, le fattorie del gusto, dove vengono fatti corsi di cucina. Ecco, quindi c'è un grado di diversificazione che è estremamente ampio, che si sta sviluppando sempre più, perché il mercato agrituristico è sempre più un mercato frantumato e da parte nostra si cerca di rispondere nel migliore dei modi a quelle che sono le aspettative e i bisogni della società. Quando si è iniziato a parlare di agriturismi nel mantovano in particolare? Riusciamo a dire una data così? Come no, certo. La legge quadro nazionale è stata del 1985. Lei consideri che negli anni 80 abbiamo le prime esperienze agrituristiche in provincia di Mantova, indipendentemente dal fatto che esistesse un contesto giuridico. Per cui nei primi anni 80 abbiamo 2 o 3 aziende che poi si sono sviluppate con continuità sino alle 220 aziende di oggi, e quest'anno per esempio noi abbiamo gestito 2 corsi di formazione per operatori agrituristici e sono circa una 60ina di persone, quindi vuol dire che questa spinta continua. Attualmente siamo ben oltre il 2,5% delle aziende agricole mantovane, ma la spinta, questo sviluppo prosegue perché la realtà del mondo agricolo è una realtà, quello del mondo agricolo tradizionale, la realtà agricola tradizionale vive un periodo, una congiuntura molto difficile, con dei prezzi che sono in caduta libera, che non sono in grado di ripagare i costi di gestione, quindi è ovvio che molte aziende stanno cercando di riconvertirsi, di riposizionarsi, di costruire delle opportunità per dare continuità ad un'azienda che si trova sempre più in difficoltà. L'agriturismo ancora riesce a costituire una buona opportunità per quanto riguarda i redditi dell'azienda agricola. Si tratta di redditi comunque aggiuntivi, certo. Abbiamo detto. Bene, abbiamo qua il titolare di un agriturismo e quindi chiediamo direttamente a lui come è iniziata, come è partita la sua esperienza. È iniziata più di 15 anni fa, quando ho deciso di vivere della campagna, e come diceva Marco c'era poca possibilità per l'azienda agricola soltanto, e quindi abbiamo deciso di intraprendere l'esperienza di accogliere persone nella nostra struttura. Quindi una decisione che è partita dalla passione, insomma, sì, per l'amore per la terra, esatto. L'amore anche, penso, per la buona cucina. Dalla volontà di vivere in cascina, e quindi dopo si è legato il tutto, dall'accoglienza con la ristorazione, all'alloggio e poi all'accoglienza delle persone in difficoltà sociale, quindi la fattoria sociale. Poi vedremo questa evoluzione degli agriturismi che sta prendendo sempre più piede anche nel mantovano. Ecco, vediamo adesso però un'altra esperienza di un vostro collega, in un certo senso, di un altro agriturismo del mantovano, di Pegognaga in particolare. Stiamo parlando di Corte Villoresi a Pegognaga, appunto, e come molti altri ha scelto proprio il turismo equestre come evoluzione della sua attività agricola, ma non solo. Vedremo infatti che a guidare l'impresa agrituristica è anche il rispetto e l'amore per le tradizioni e per la cultura enogastronomica, anche proprio in cucina. Sul confine esatto tra il territorio di Gonzaga
Pegognaga e quello di Pegognaga si trova l'agriturismo Corte Villoresi. Lo gestiscono Daniela e Vanni, legati da due grandi passioni, quella per i cavalli e per la buona cucina. La nostra passione è partita praticamente 15 anni fa. Noi siamo sempre, io e mio marito siamo stati appassionati di cavalli e quindi le nostre vacanze erano per agriturismi con il cavallo. Dopodiché avevamo l'amore per la campagna perché i nonni da parte mia e i genitori da parte di mio marito hanno sempre abitato in campagna e quindi erano agricoltori. E da qui abbiamo pensato di fare l'agriturismo, è partita la nostra passione, abbiamo detto ci buttiamo in questo settore e insomma comunque adesso siamo contenti, ecco. La giornata in un agriturismo inizia presto la mattina, soprattutto se oltre a cucinare bisogna anche prendersi cura dei figli, come fa Daniela con la piccola Giulia. La mia giornata inizia alle 7 di mattina, mi occupo di mia figlia, la porto a scuola e poi verso le 8:30, un quarto alle 9 inizio il lavoro in cucina, le preparazioni delle paste fresche. Al pomeriggio mi dedico sempre alla cucina e per le cose poi dell'ultimo momento che sono tipo l'antipasto, le verdure e poi alla sera alle 8 abbiamo l'apertura dell'agriturismo. Dall'agricoltura tradizionale a quella multifunzionale il passo è stato breve e Daniela ci ha messo del suo. Proprio la passione per la buona cucina infatti si è man mano trasformata in una fonte di reddito addizionale. Sia mia nonna faceva la mostarda in casa, mia suocera faceva la mostarda in casa, prima abbiamo iniziato a farla solo per la nostra produzione familiare, diciamo, e poi pian piano abbiamo iniziato a farla proprio per l'agriturismo, per venderla ai clienti, ecco. Portiamo avanti la ricetta appunto sia di mia nonna e di mia suocera, la ricetta tradizionale, e questa viene fatta nel periodo autunnale con le mele, le pere e la frutta che ci dà il nostro frutteto. Un modo per valorizzare anche i prodotti del territorio mantovano, quelli di un passato contadino ormai andato, ma che è possibile recuperare attraverso i suoi frutti e i suoi profumi. La mostarda viene fatta soprattutto di mele campanine, che è la nostra mela autoctona che conosciamo tutti, che si conserva benissimo, una volta si conservava benissimo per l'inverno, e inoltre le pere passagrassana, la zucca, poi dopo adesso la facciamo anche con le prugne, le pesche noci, i fichi, un po' con tutti i frutti che diciamo sono della nostra zona, ecco. Ma se Daniela ha puntato sulla cucina, il marito Vanni non è stato da meno. Questa attività abbiamo pensato di svilupparla circa 4 anni fa per poter integrare maggiormente il cosiddetto reddito agricolo delle attività agrituristiche, oltre per sviluppare una passione che ci portiamo dietro da più di 20 anni. E allora è stato pensato di modificare strutturalmente una parte della stalla, quindi dove prima era un ricovero di bestiame, a un ricovero per cavalli. Oggi l'azienda dispone di 12 cavalli sellati da sella e svolge un'attività di scuola di equitazione comparata all'attività agrituristica. Sicuramente questo è stato un investimento dato completamente dall'azienda, vuol dire che abbiamo voluto modificare un attimo, oppure integrare una parte della nostra attività. E poi quello che è il sostegno, non ci sono stati problemi da parte delle associazioni agricole o del nostro consorzio agrituristico, che ha sostenuto sempre che l'attività equestre sia un'attività complementare dell'azienda agricola, e quindi quello che noi rilasciamo per esempio come o pensione cavalli, visto che io faccio anche pensione cavalli, o maneggio, fa parte di un reddito che è derivato dal reddito agricolo. Ancora una volta però è il rispetto per la natura e per gli animali a guidare l'attività degli agriturismi. Puntiamo al fatto di avere un grosso rispetto per gli animali, visto che l'azienda dispone, oltre che di cavalli, di caprette, pony, somarini e quant'altri animali di bassa corte,
e in ogni modo, dicevo, di avvicinarli maggiormente all'attività dei cavalli. Dopodiché piano piano si impara ad usarli, quindi una volta puliti, una volta insegnato quello che è il lavoro magari con i piedi, con le spazzole, insegnato l'uso delle imboccature e a sellare, poi piano piano incomincia la parte montata, quindi il lavoro nei recinti, dove gli insegni quelle che sono le basi principali nel condurre un animale. Perché in fondo il segreto della gestione di un agriturismo, come dice Daniela, sta tutto lì. È un lavoro, diciamo, di passione, bisogna avere passione, bisogna amare la campagna, gli animali, amare lavorare con la gente e comunque è molto bello. Allora, torniamo in studio. Boschetti, la multifunzionalità rappresenta davvero un'occasione di reddito aggiuntiva per l'impresa agricola? Beh, dopo 25 anni penso ci siano tutti gli elementi, sia tempo anche che venga fatta un'analisi sulla redditività della multifunzionalità. In altri paesi, in Francia specialmente, ricerche di questo tipo ci portano a concludere che la multifunzionalità è sicuramente un'opportunità per l'azienda agricola, soprattutto per la piccola e media azienda, e anche le nostre esperienze in Italia, ma a Mantova in particolare, ci portano a poter concludere che sicuramente la multifunzionalità è un'opportunità economica importante per l'azienda agricola. Ovviamente la crisi economica ci porta a introdurre sempre di più forme di diversificazione, forme di completamento della gamma dei servizi offerti ai consumatori e ai cittadini, e ci porta anche ad una grande attenzione a quella che è la soddisfazione dei nostri ospiti, perché questo è uno degli elementi centrali per consolidare l'opportunità economica che viene offerta. Certo. Pedretti, lei che ha un agriturismo, un'attività, ecco, quali sono stati gli investimenti iniziali e se ci sono state delle difficoltà dal punto di vista burocratico? Gli investimenti iniziali sono stati quelli di trasformare un'azienda agricola, prettamente agricola, in un'azienda che potesse accogliere tante persone. Quindi abbiamo ristrutturato i porticati, dove abbiamo ricavato una cucina, una sala da pranzo e poi 8 camere da letto, e l'idea di ristrutturare la struttura, insomma la cascina, la vecchia cascina. È stato un percorso comunque difficile per chi magari si avviava su questa strada per la prima volta? È stato difficile perché oltre a pensare, collegarsi alle istituzioni, alla provincia, alle varie associazioni, dovevamo anche formarci noi personalmente, quindi sapere quello che volevamo fare, perché la forza dell'agriturismo è l'agriturista, quindi se l'agriturista si trova bene nella sua cascina e è credibile, tutte le attività che farà saranno ben realizzate, e quindi abbiamo dovuto capire bene quello che volevamo fare. Certo. Boschetti, quali sono le procedure da seguire in concreto per chi deve aprire, vuole aprire? Il fondamentale è avere un fondo in conduzione, un fondo agricolo, in proprietà o in affitto. Dopodiché l'altro passaggio è elaborare un progetto aziendale sostenibile attraverso un business plan, ma anche ragionare proprio sulla redditività e sui servizi e sull'attività che si possono implementare. Poi dal punto di vista burocratico è necessario presentare all'Ufficio Agricoltura della provincia di Mantova una domanda specifica per avere il certificato di connessione, che è il documento fondamentale che attesta che in quell'azienda agricola l'attività agrituristica è complementare e connessa rispetto all'azienda agricola. Questo vuol dire che il tempo lavoro maggiormente impegnato lo deve essere nell'azienda agricola, non nell'azienda agrituristica. Badi bene, il tempo lavoro ma non il reddito.
perché il reddito sicuramente dell'azienda agrituristica sarà sicuramente superiore al reddito dell'azienda agricola. Una volta avuto il certificato di connessione, poi bisogna presentare al proprio comune una segnalazione certificata dell'inizio dell'attività agrituristica, che ovviamente sempre più è un procedimento che va fatto per via telematica, dopodiché il giorno dopo possiamo iniziare l'attività. Si può partire. Ecco, la cosa importante è che in Lombardia, prima regione in Italia, è stata data la possibilità fino a 40 coperti e a 10 posti letto di avere come unico requisito l'agibilità, come una casa di civile abitazione. Questo è molto importante perché permette a molte aziende agricole che intendono riconvertirsi in agriturismo di iniziare la propria attività senza dover fare degli investimenti che in media sono attorno ai 400.000 euro, certo, altrimenti. Ecco. Quindi troppo complessi, troppo pesanti. Diciamo ecco. che la parte finanziaria assume un ruolo sempre più importante, mentre se si parte con una tipologia familiare, quindi sotto ai 40 coperti e 10 posti letto, lo si può fare anche senza dover sobbarcarsi di oneri finanziari particolarmente pesanti. Certo. Bene, noi ci fermiamo per una brevissima pausa, vi aspettiamo fra poco, parleremo delle fattorie sociali. Non pensavo ci fosse. Rieccoci in studio, da agriturismo a fattoria sociale, questa è la trasformazione che stanno affrontando alcuni agriturismi mantovani e allora andiamo a vedere. È l'ennesima evoluzione quella che si accingono ad affrontare gli agriturismi mantovani. Dopo le fattorie didattiche, gli agriasili, la vendita diretta e naturalmente il turismo, ora arrivano infatti anche le fattorie sociali. Si tratta di aziende agricole che affiancano alla propria attività principale, quella produttiva, una o più progetti a sfondo sociale. Questi generalmente si concretizzano in iniziative di tipo culturale, didattico o formativo rivolte a persone in situazione di disagio, detenuti e tossicodipendenti durante il loro percorso di reinserimento sociale, ad esempio, ma anche anziani e persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o psichiche. Per realizzare queste attività alternative, che possono avere risvolti molto positivi in ambito terapeutico e riabilitativo, le fattorie sociali spesso collaborano con scuole, enti ed associazioni. Non perseguono però logiche assistenzialistiche, conservano al contrario la propria natura imprenditoriale, tentando di riprodurre in agricoltura quel modello di economia sociale che mira a coniugare il profitto dell'azienda con il bene della collettività e in particolare delle fasce socialmente svantaggiate. In alcuni stati europei le fattorie sociali sono una realtà consolidata. Le prime social care farms nascono in Olanda negli anni 90 e in quel paese, grazie anche al supporto di politiche sociali particolarmente attente, si moltiplicano in fretta. Oggi sono circa 400. In Italia il concetto di impresa agricola con finalità sociali ha iniziato a farsi strada solo recentemente, con alcune iniziative isolate, ma anche con progetti ambiziosi che puntano alla costituzione di reti di fattorie sociali. Un impulso in tal senso è arrivato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 che punta a rilanciare l'imprenditorialità rurale, prevedendo per le aziende anche la possibilità di sconfinare in altri importanti ambiti, quali quello educativo e didattico. Bene, allora abbiamo anche le fattorie sociali. Boschetti, quante sono a Mantova in questo momento le fattorie sociali e quali servizi offrono? Beh, attualmente noi abbiamo 9 fattorie sociali che sono opportunamente attrezzate per accogliere anziani, persone in difficoltà, utenti psichiatrici, persone con delle disabilità. D'altronde il mondo agricolo, la civiltà contadina, ha sempre espresso un grado di coesione sociale e di disponibilità ad accogliere chi ha difficoltà, i diversi, per cui non è stata una difficoltà a sviluppare questa cultura. Beh, l'antico ruolo della corte, dell'AIA. Il mondo agricolo ha sempre espresso un grande senso di accoglienza per quanto riguarda i diversi, no? Il problema che ha questa rete è un problema di formazione degli operatori, ovviamente, ma è anche di prospettive economiche, perché le fattorie sociali vivono soprattutto di rapporti con le associazioni di utenti
di utenti, persone con disabilità e di convenzioni con gli enti locali. Il progetto di legge regionale riconosce per la prima volta il ruolo delle fattorie sociali, ma ai noi non è stato conseguente poi anche nel mettere a disposizione sostegni, interventi per sviluppare convenzioni con gli enti locali. Quindi la nostra preoccupazione è che se da una parte aprire una fattoria sociale comporta degli investimenti in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza, di preparazione degli operatori, abbiamo qualche preoccupazione per quanto riguarda la possibilità poi di sviluppare convenzioni con gli enti locali e con le istituzioni preposte alla tutela e al reinserimento delle persone con disabilità. Gli agriturismi mantovani, ha detto, sono 9, è un numero che è in crescita o siamo fermi in questo momento? Ma diciamo che il numero sta leggermente crescendo, ci sono difficoltà poi dal punto di vista burocratico, per esempio più che aprire agrinidi o agriasili, la possibilità che la fattoria sociale sia un luogo che si integra con i programmi e con le attività istituzionali. Noi non vogliamo assolutamente sostituirci ai servizi sociali degli enti locali, anzi la nostra preoccupazione è di non essere scambiati come dei servizi che hanno un costo più basso. Ecco, infatti una domanda che io volevo fare era proprio questa, cioè non c'è una sorta di concorrenza rispetto alle altre strutture di tipo assistenziale? No, diciamo che come è successo col tempo con le fattorie didattiche, dove l'offerta delle fattorie didattiche si è integrata perfettamente con i programmi scolastici e con le attività del mondo della scuola, così pure anche per quanto riguarda le fattorie sociali sono proposte che si integrano perfettamente con gli obiettivi, le aspettative di quelle che sono associazioni sociali proprio, no? E con i servizi degli enti locali preposti a tutelare e a integrare praticamente persone con disabilità, e le esperienze fino ad ora condotte mi pare che evidenziano questo spirito di collaborazione che è stato straordinario. Ecco, magari forse nel caso degli agriasili vanno a sopperire ad una eventuale mancanza di posti, magari? Nel senso si vanno Il problema è che aprire un agrinido è molto difficile dal punto di vista burocratico, molto dal punto di vista, giustamente, dal punto di vista dei problemi della sicurezza. E per cui noi preferiamo che l'agrinido, visto più come fattore sociale, sia il luogo che si integra, per cui dove è possibile portare i bambini all'interno però di un processo educativo più ampio in cui i protagonisti siano a pieno titolo le istituzioni a questo riguardo. Per quanto riguarda quei 9 agriturismi che sono fattorie sociali, con chi si stanno interfacciando in questo momento? Noi abbiamo fatto proprio venerdì scorso, abbiamo fatto un convegno in Fiera Agricola dove ci siamo interfacciati con il coordinamento dei servizi delle RSA, praticamente le case di riposo per quanto riguarda gli anziani, no? Con cui andremo a costituire, insieme a questo coordinamento, un progetto più ampio di sviluppo delle fattorie sociali che tengono conto proprio dei bisogni effettivi da parte di questi utenti. Poi c'è un rapporto molto positivo con i servizi psichiatrici, sia dell'azienda sociosanitaria locale, ma anche con i servizi dell'ospedale Carlo Pome. Le esperienze condotte di integrazione, di risocializzazione di molti utenti dei servizi psichiatrici del Carlo Poma sono state esperienze molto valide in questi anni. Certo. Pedretti, è possibile anche per lei vedere questo tipo di futuro per il suo agriturismo? Sì. O comunque una determinata evoluzione, ecco? Dall'inizio della mia esperienza agrituristica ho sempre pensato che la cascina fosse un luogo di accoglienza, e in modo particolare delle persone in difficoltà sociale, ma che sono tutti, quindi non solo le persone ricoverate in qualche struttura particolare, ma anche delle famiglie, del modo di trovare del tempo, dello spazio. Io per esempio da diversi anni ospito i centri diurni per disabili della zona di Milano, che vengono a fare dei microsoggiorni, e sono già
5 anni che vengono diversi centri. Quest'anno abbiamo fatto 30 micro soggiorni e abbiamo fatto anche la settimana verde per uno di questi centri. Certo. Quindi c'è spazio e l'importante è la voglia di relazionarsi con loro e andare incontro alle loro esigenze. Certo, quindi si parla in merito agli agriturismi, insomma, di buona cucina, certo, ma anche di finalità sociali che sono fondamentali. Bene, parliamo di un altro aspetto adesso, che è quello legato alle energie alternative. Infatti un altro aspetto degli agriturismi è proprio l'utilizzo di energie pulite e ecco come questi due aspetti riescono comunque a convivere, ad andare a braccetto grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Parte dagli agriturismi il nuovo progetto Mieri, incentrato sull'utilizzo delle energie rinnovabili nella produzione agroalimentare. L'iniziativa prevede da un lato l'utilizzo di impianti e tecnologie per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, dall'altro punta all'impiego di fonti energetiche rinnovabili da implementare con tecnologie appropriate per piccole produzioni alimentari. Questo secondo aspetto vede tra i suoi obiettivi la riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche tradizionali, una eventuale riduzione dei costi, la diminuzione o addirittura l'azzeramento delle emissioni di inquinanti e, ove possibile, il raggiungimento dell'autonomia energetica per rendere concretamente accessibile o perlomeno avvicinabile il concetto di agricoltura a emissione zero. Uno dei prototipi realizzati è il negozio mobile con banchi di vendita refrigerati alimentati da energia solare. Il negozio mobile è stato concepito per il commercio della produzione delle piccole aziende agricole nei mercati agricoli ed è un negozio che sfrutta il principio dei pannelli solari, quindi per il risparmio energetico utilizzando i pannelli solari. Sul tetto di questo negozio infatti è installato un pannello solare che permette di coprire fino al 60% del fabbisogno energetico del sistema. Praticamente durante il giorno, nel periodo estivo, questo sistema è autonomo, non ha bisogno, a meno in caso di forte annuvolamento, di un supporto elettrico. La realizzazione del progetto richiede finanziamenti di una certa rilevanza, tuttavia le ricadute scientifiche, economiche e sociali attese potranno compensare ampiamente il finanziamento richiesto, soprattutto se si guarda la possibilità di ottenere impianti e apparecchiature di piccole dimensioni a costi accessibili alle piccole e microimprese agricole e agrituristiche. Insomma, una novità per gli agriturismi, no? Contare insomma sull'energia pulita. Ma diciamo che chi fa una scelta di aprire un agriturismo già di per sé esprime una forte sensibilità per quanto riguarda i problemi ecologici, quindi i problemi della sostenibilità ambientale. In questi anni poi questa attenzione si è implementata sempre di più, per cui molte aziende oggi sono protagoniste anche di soluzioni ambientali interessanti, dal fotovoltaico ad altre iniziative che cercano di ridurre sempre di più quelle che sono situazioni di spreco, situazioni di non smaltimento corretto per quanto riguarda i rifiuti. Quindi diciamo che agriturismo si coniuga perfettamente con una scelta ambientale di fondo. Certo, tra l'altro noi abbiamo visto il negozio mobile, ma ci sono anche altri prototipi. In Fiera Millenaria in settembre è stato presentato ad esempio il mini caseificio, se non sbaglio. Certo. Ecco. Ma in Fiera abbiamo presentato tutte iniziative, prototipi che tendono a ridurre le dimensioni ampie, proprio una miniaturizzazione degli impianti di trasformazione con un'attenzione molto forte per i problemi energetici, per cui il punto mobile è caratterizzato dal fatto di avere dei pannelli solari che alimentano le celle e le vetrinette per la refrigerazione, quindi tutti i prototipi che sono stati realizzati insieme al Centro Ricerche in Agricoltura tendono tutte a coniugare questi aspetti di una miniaturizzazione in termini economici. Abbiamo bisogno di attrezzature che costino poco, che siano tarati per volumi medi piccoli, ma nel contempo la cui gestione in termini ambientali ed energetici sia la più corretta e bassa possibile. Certo.
Senta, c'è un altro aspetto di cui comunque anche i mantovani hanno sentito parlare negli ultimi tempi, ed è un aspetto importante legato agli agriturismi e all'energia pulita, che è quello che riguarda la produzione di biogas. Ecco, come Consorzio Agrituristico Mantovano voi avete parlato di un aspetto drogato della multifunzionalità che rischia di penalizzare l'agricoltura sana. Il pericolo voi lo individuate nei mega impianti per la produzione di biogas attraverso lo sfruttamento di biomasse, che sono sorti così senza controllo, senza programmazione. Ecco, perché l'avete definito un aspetto drogato della multifunzionalità? È un aspetto economico che si sostiene semplicemente perché i contributi sono di 28 centesimi a kilowattora. Se non ci fossero questi contributi, contributi che paghiamo tutti con la bolletta dell'Enel, sarebbe difficile che questi impianti si potessero sostenere. Noi abbiamo sollevato il problema di una forte preoccupazione per quanto riguarda un impatto ambientale e sempre più allarmanti e preoccupati perché alcuni di questi impianti sono sorti a poco più di 100 metri da delle aziende agrituristiche, quindi la cosa ci preoccupa assai. Purtroppo io sono convinto che questa situazione sia sfuggita di mano sia alla Regione, che doveva intervenire con uno strumenti di programmazione, sia agli enti locali che dovevano modificare i regolamenti locali di igiene e le norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio. Vedo però che in queste ultime settimane alcuni comuni sono riusciti a correre ai ripari introducendo modifiche ai propri regolamenti da parte delle autorità sanitarie. Vedo che ci sono delle prese di posizione molto importanti in cui chiedono anche analisi dettagliate sull'impatto dal punto di vista ambientale, quindi mi auguro che ci sia tutto il tempo per recuperare, o quantomeno che ci sia la possibilità di programmare in modo adeguato questi interventi, fatto salvo che noi siamo sicuramente per impianti a misura aziendale, che soddisfino semplicemente il fabbisogno dell'azienda. Non c'è nessuna ragione oggi, né energetica né economica, per sostenere questi mega impianti. Ecco. E quanto ha fatto anche Pedretti con il suo agriturismo, insomma ha investito sul solare. Certo, l'anno scorso ho impiantato un impianto fotovoltaico per una produzione di 13.000 kW che è l'energia che utilizzo come azienda agricola agrituristica. L'impresa agrituristica, ecco, quindi insomma sono più che sufficienti. Per la mia azienda sì, e i miei ospiti la vedono come qualcosa di in più che un piatto in più di antipasti. È meglio avere i pannelli fotovoltaici sul tetto. Certo, certo. Beh, è la filosofia insomma dell'agriturismo, sempre nel rispetto, insomma, nell'amore delle tradizioni e della natura, chiaramente. Bene, ci lasciamo ancora per una brevissima pausa, a fra poco. Eccoci di nuovo in studio. Bene, terza parte di Confini oltre l'agricoltura, parliamo di Parmigiano Reggiano, perché lo scorso settembre è entrato in vigore il nuovo disciplinare. Le modifiche apportate, risultato di un iter legislativo durato addirittura 8 anni, puntano a rafforzare il legame con il territorio e a facilitare le attività di controllo e monitoraggio. Obbligo di confezionamento del prodotto all'interno della zona d'origine, quarantena preventiva per le bovine provenienti da altre filiere e innalzamento della quota di foraggio autoprodotta in azienda. Sono questi i 3 capisaldi del nuovo disciplinare del Parmigiano Reggiano, le cui disposizioni sono divenute operative nel mese di settembre, dopo un iter legislativo durato ben 8 anni. Il Parmigiano Reggiano è considerato da una recente statistica uno dei prodotti più conosciuti al mondo e che rappresentano di più il Made in Italy nel mondo. Pensiamo che con il nuovo disciplinare questo legame questo legame di valori del nostro territorio e del nostro anche territorio del Basso Mantovano sia stato ulteriormente rafforzato per portare il nostro prodotto in quei paesi che possano ulteriormente apprezzarlo in un momento sicuramente complicato, e quindi su nuovi mercati che sicuramente potranno apprezzare il nostro prodotto.
E allora ecco in dettaglio cosa prevede il nuovo disciplinare. Innanzitutto il confezionamento del formaggio dovrà avvenire d'ora in poi nella zona di origine. Al di fuori del comprensorio DOP sarà possibile esclusivamente all'interno del punto vendita, sotto gli occhi del consumatore, questo per rafforzare l'attività di vigilanza contro gli abusi. Maggiori garanzie sulla qualità e salubrità del prodotto verranno anche dal periodo di quarantena di 4 mesi, che le bovine provenienti da altre filiere dovranno rispettare prima che il loro latte possa essere utilizzato nei caseifici. Una precauzione necessaria per evitare l'inserimento in filiera di animali alimentati con prodotti non previsti o addirittura vietati dal disciplinare. Infine l'innalzamento dal 35 al 50% della quota di foraggio autoprodotta dagli allevamenti, in un'ottica di rafforzamento del legame tra formaggio, territorio e singola azienda. Il disciplinare è stato da poco approvato, dopo un lungo percorso, è stato fortemente voluto dal Consorzio perché è un elemento che qualifica ulteriormente un prodotto che è già riconosciuto in tutto il mondo per essere una delle DOP con un disciplinare più qualitativo all'interno del settore dei formaggi. Come produttori siamo contenti di questo perché il prodotto viene legato ancora di più al territorio e il confezionamento in zona d'origine garantirà al consumatore maggiore certezza che quando acquisterà il prodotto confezionato sarà sicuramente parmigiano reggiano. Bene, Boschetti, ci sono agriturismi che si sono dedicati in un certo senso alla produzione di formaggio oppure che comunque provvedono alla vendita magari diretta? Più che agriturismi sono delle aziende agricole che hanno scelto di posizionarsi in una filiera corta, quindi di avere un rapporto diretto con i consumatori, per cui in provincia di Mantova c'è una vera e propria via lattea fatta da caseifici a conduzione familiare. Sono bene 10 caseifici a conduzione familiare che potete trovare quotidianamente nei mercati contadini da Mantova a Castiglione a Ostiglia, e questi caseifici a conduzione familiare stanno reinventando, ricreando la tradizione casearia mantovana, che non è fatta solamente di 2 grandi formaggi a denominazione di origine, ma è fatta anche di tanti formaggi a pasta fresca, ecco, semistagionati. E poi un altro segmento che si sta sviluppando molto sono i allevamenti con caseifici annessi di capre. Il formaggio caprino, ormai in provincia di Mantova ce ne sono 4 caseifici sempre a conduzione familiare. Vediamo che i consumatori stanno apprezzando molto questa forma. Quindi sta prendendo piede, molto. Diciamo che il formaggio di capra prima era visto come un formaggio in qualche modo non importante, oggi però vedo che c'è una sensibilità molto spiccata verso questa proposta. Apprezzato, certo. Bene, ora come anticipato parliamo del rapporto tra donne e agricoltura. Martedì scorso a Bondeno di Gonzaga si è celebrata la festa regionale delle donne in campo della CIA sul tema Le donne nutrono il mondo. In crescita le imprese agricole tutte al femminile, secondo la CIA in Lombardia sono il 22,7%. 31 aziende agricole su 100 in Italia sono condotte da donne e il dato è destinato ad aumentare. È questo l'aspetto più rilevante emerso dalla manifestazione andata in scena martedì scorso a Bondeno di Gonzaga, organizzata dall'Associazione Donne in Campo della Confederazione Italiana Agricoltori. Un evento che ha voluto celebrare a livello regionale la giornata mondiale della donna rurale indetta dalla FAO per il 15 ottobre sul tema Le donne nutrono il mondo. In questa giornata noi vogliamo ricordare tutte le donne del mondo che col loro lavoro nutrono sia i bambini sia gli animali e lavorano i campi, lavorano la terra. Insieme al commercio, ricorda la CIA, l'agricoltura è il settore produttivo in cui il tasso di femminilizzazione è più elevato. In Lombardia raggiunge il 22,7%.
In questi ultimi anni le aziende al femminile si stanno diffondendo sempre di più. Magari sono aziende molto piccole in cui è la donna stessa che si impegna proprio in prima persona e che comunque però riescono a ritagliarsi un piccolo spazio in questo mondo che diciamo è forse più prettamente maschile. La manifestazione, che ha eletto il pane come simbolo di comunione delle culture del mondo, ha visto l'intervento delle autorità locali e di ActionAid, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle donne. Le donne sono una risorsa che ancora non viene adeguatamente valorizzata, ha aggiunto Torelli, e che invece può rivelarsi un traino vincente per lo sviluppo dell'Italia. Un loro maggiore coinvolgimento nel mondo del lavoro e quindi nelle aziende agricole può e deve avvenire. Allora, Boschetti, la cronaca parla di un 62% degli agriturismi italiani gestito proprio da donne. Ecco, qual è la presenza femminile in agricoltura nel Mantovano in particolare? In provincia di Mantova, soprattutto nel settore multifunzionale, è una presenza molto importante, preponderante. Il nostro stesso consorzio, agli inizi, ben 12-13 anni fa, è stato fondato grazie ad 8 imprenditrici agricole e mi ricordo ancora il titolo di quel progetto era Da casalinga rurale a imprenditrice agrituristica. E in questi 13 anni abbiamo fatto parecchia strada, oggi le nostre aziende associate sono 250 e prevalentemente sono condotte da donne perché l'attività multifunzionale è un'attività dove la sensibilità sociale, la fantasia creativa ma contemporaneamente anche la capacità di sintesi pare che sia una prerogativa spiccatamente femminile. Qualche anno fa, tra l'altro, avevamo fatto fare una ricerca all'Università di Parma, Dipartimento di Economia, e da questa ricerca condotta sulle aziende mantovane le aziende più efficienti erano quelle condotte da donne, quindi diciamo che ci sono prove provate che la donna svolge un ruolo molto importante per quanto riguarda il settore agrituristico e in generale il settore a filiera corta e di vendita diretta. Quindi un ruolo determinante. Pedretti, chi tiene le redini del suo agriturismo, lei o sua moglie? L'Università di Parma ha detto che gli agriturismi gestiti dalle donne sono i migliori. Non smettiamo l'Università di Parma, quindi è la moglie. È la famiglia, diciamo così. La famiglia. Quindi si basa tutto su quello, dalle miei figli a mia moglie, alla mamma, alla zia, al papà, insomma. Certo. Voi adesso che attività proponete comunque al vostro pubblico, ai vostri turisti? Noi rimaniamo sempre aperti come ristorazione, alloggio e animazione. In questo periodo posso dirvi che all'inizio di dicembre facciamo una cena al buio gestita da un'associazione di non vedenti per i fortunati vedenti come noi che proveranno un'esperienza di 3 ore al buio totale e sarà gestita, sarà governata da questa associazione non vedenti che ci porterà da mangiare e noi proveremo a vivere la loro esperienza e con loro, che ormai con i quali collaboro da diversi anni, farò anche un corso di cucina per i non vedenti che poi si svolterà sul discorso della norcineria e quindi con queste persone toglieranno la cotenna al maiale senza il senso della vista. Beh, davvero eccezionale, insomma ancora una volta l'agriturismo unisce la buona cucina alle finalità sociali, oserei dire. Bene, andiamo a vedere la nostra consueta rubrica Flash Agricoltura che racchiude, così riassume le ultime notizie in tema di agricoltura dell'ultima settimana. La Commissione europea ha presentato il 12 ottobre il proprio progetto di riforma della politica agricola comune dopo il 2013. Per promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità è stata elaborata una serie di misure tese a stimolare l'attività economica nelle zone rurali e a incoraggiare le iniziative di sviluppo locale. A tale proposito verrà creato un kit d'avviamento per sostenere i progetti di microimpresa con finanziamenti fino a 70.000 euro per un periodo di 5 anni. Dal 27 al 30 ottobre a Cremona appuntamento con la 66esima Fiera Internazionale del Bovino da Latte e Italpig, il 15° salone della suinicoltura italiana. L'appuntamento di respiro internazionale con 852 ditte provenienti da 14 paesi nello spazio di Cremona Fiere vedrà anche la presenza della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. In programma mostre zootecniche d'eccellenza ma anche convegni e
seminari con la presenza di tecnici, ricercatori, veterinari, economisti e politici di livello internazionale. Gli uomini della Guardia di Finanza di Suzzara, nell'ambito di controlli finalizzati ad arginare il sistema delle frodi fiscali, hanno scoperto e sequestrato 3.245 forme di formaggio pari a 30 quintali in cattivo stato di conservazione, custodite all'interno di locali refrigerati e celle frigorifere in una società di Motteggiana. I prodotti caseari sono stati dichiarati non commestibili per l'elevata presenza di batteri e ne è stata decretata la distruzione. Il 4 e 5 novembre a Rimini, l'ANGA, Associazione dei Giovani Agricoltori di Confagricoltura, organizza la prima edizione del Forum dei Giovani Agricoltori. L'iniziativa intende promuovere il ruolo dei giovani e del ricambio generazionale per il futuro dell'agricoltura italiana. Tema principale del dibattito sarà l'impresa condotta da Under 40, che punta sull'innovazione e sulla competitività come motore dello sviluppo del Paese. Mitigare l'impatto ambientale dei rifiuti zootecnici. Questo l'obiettivo che è stato raggiunto nel convegno che si è svolto a Mantova dal titolo La problematica nitrati e la sostenibilità ambientale, organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. La nostra categoria, ha detto il presidente dell'Ordine, Claudio Leoni, è da sempre impegnata a fianco delle attività zootecniche, accompagnandole nella predisposizione di progetti di adeguamento strutturale e nella richiesta di adeguati finanziamenti. La Commissione europea ha chiesto all'Italia la restituzione di 70,9 milioni di euro versati dalle casse comunitarie nel periodo 2005-2007. La richiesta deriva da controlli tardivi nel settore del latte. La Commissione ha respinto le richieste di conciliazione dell'Italia, sottolineando che la carenza è stata provata come persistente. Inoltre, osservano nella loro relazione i servizi comunitari, c'è purtroppo una lunga storia di frodi e di irregolarità accertate nel settore, esacerbate dall'insufficienza del regime di controllo. Bene, allora Boschetti, prima Pedretti ha ricordato i prossimi appuntamenti del suo agriturismo, ricordiamo Cascina Sguazzarina, Castel Goffredo, ricordiamo i prossimi appuntamenti del Consorzio Agrituristico Mantovano. Ben volentieri, domenica 30 ottobre sul Lungorio dalle 16 alle 19 faremo la festa delle Lumere, che è un modo anche per presentare un'antica tradizione delle nostre campagne, che era quello di illuminare le sere di nebbia, di buio, nel giorno dei morti, accendendo in qualche modo un lumino all'interno delle zucche scavate. Ci sarà possibilità anche di degustare dolcetti e piatti tipici proprio di questi giorni. Dopodiché il 13 di novembre in un'azienda agrituristica sostenente, Ca Guerriera, inizieremo un progetto di animazione teatrale degli agriturismi con uno spettacolo all'interno nell'ambito della rassegna Segni di Infanzia, e il 15 di novembre, in occasione delle giornate di San Martino, ci sarà la premiazione del concorso fotografico Campagne e del concorso giornalistico Ruralità, perché vogliamo sottolineare proprio da una parte denunciare il consumo di suolo agricolo, e quindi presenteremo in quell'occasione uno studio molto puntuale sul consumo di suolo agricolo nella nostra provincia, che ci preoccupa molto per quanto riguarda il paesaggio rurale e in generale la possibilità che il paesaggio rurale non venga stravolto. In più anche daremo una rassegna di quelli che sono i servizi che sono stati fatti da giornalisti in ambito provinciale, in ambito anche nazionale, per premiare sia le fotografie che anche i servizi che più sono stati significativi per illustrare l'agricoltura mantovana. Certo. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Vi ricordo che potete seguirci sul sito www.mantovatv.com, sulla nostra pagina Facebook, anche Confini oltre l'agricoltura. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo e buon proseguimento su Mantova TV.
collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.